Salut a tutti e compacui in Rusio, siamo sempre dunque in abbiamo le Russie. Oggi mi scontra un abitante di Stubaese, anziana stidudrige, che compagui all'anno si chiama Marie-José Pastinelli. RCFM e Campacui. Io quando ero più giovane, dunque, con i miei parenti stavamo in Bastia e collavamo qui tutte le domeniche e tutte le vacanze. Voilà. Tanto avevamo delle idee, dei più giovani ai più grandi. Io dopo ho fatto la scuola normale in Najaccio, ho lavorato in Olette, dopo in Bastia. E a fine degli 90 con mio marito abbiamo deciso di campare qui in paese. Vogliamo che i nostri figlioli campessino qui, conoscessero la vita del paese, i più giovani, i più anziani, con tutta la sua famiglia, che li rendessero qui nella sua casa. Voilà. E tanto si è conciata perché c'era un posto in Ponteleccia che ha domandato, alla scuola di Ponteleccia, e l'ha avuto. Mon marito si è installato qui con mio fratello come agricoltore. Voilà. E di poi campiamo qui. Dopo ha mandato un posto in corti perché i idee erano a Uligeo e era più pratico per regolarli, per collare qui. Ma c'è un carro in noi che nous cantone, che regola le idee. Bon, voilà, così era meglio per noi. Beh, tutta la mia famiglia, il mio babbo e mia mamma, e da parte a mia mamma e di mio babbo, sono di qui, di Rusio, tra Moretti e Rocchi, voilà. E voilà, e tutta la mia gioventù e tutta la mia famiglia. Sicuro che eravamo in poi, io avevo la ritirata di poi 2 anni, ma che gli non lativi qui in paese, mica solo i ritirati. Enfin, i ritirati a ci sono più o meno giovani, giovani ritirati, ce ne parecchi che sono venuti, faccio campare il paese, anche così io per la maggior parte se ne sono andati, e perché gli più mondo no paese, anche per se li ritirati, il paese più popolato io cantone, par rapport a Daia, di lasci paesi. Ci sarebbe mica ma i pochi giovani si sono installati, noi ci siamo installati più di 20 anni fa, dunque. E poi c'è una pastora, altri giovani che lavorano qui. E bon, all'epoca si sarebbe mica quando tutto il mondo si andava in città, ci conto che forse una volontà di campare meglio. E domani per compie e compacui parleremo i ganto con un fratello e una sorella, Filippo e Anna Rocchi, a domani dunque per l'ultima data dei compacui in Rusio. RCFM e Campacui.